Quarta puntata di questo ciclo di Fede perché no, siamo come sempre con Don Ettore Malnati, grazie per essere collegato con noi Don Ettore. Grazie a voi, grazie a voi. Parliamo Don Ettore un attimo alle letture domenicali quaresimali, seguono un percorso preciso, c'è un itinerario spirituale che le lega? Certamente, dunque sono tre proposte secondo gli anni. Allora c'è il primo anno che è l'antica presentazione delle tematiche evangeliche fino ad arrivare appunto alla Domenica delle Palme. E poi ci sono gli altri due, l'anno A è quello che dicevamo adesso. Poi c'è l'anno B e l'anno C che prendono il filone di questa preparazione verso la Pasqua, ma con altri testi del Vangelo e anche dell'Antico Testamento e delle lettere di Paolo. Ma il tutto è ricercare in modo fondamentale il rapporto tra il Signore, ecco, e l'umanità. Per me, diciamo, la icona che ci dovrebbe accompagnare è proprio quella che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Gesù che aspetta al pozzo di Sichem, la Samaritana, è il dialogo tra Gesù e la Samaritana, che è un po' il dialogo tra appunto la proposta evangelica e l'umanità. Dammi da bere, cioè in sostanza, ecco, umanità dell'oggi, dammi la chiave del tuo cuore. E spesso l'uomo dice no, il mio cuore lo gestisco io, e c'è la proposta, sì, se lo gestisci tu al di fuori di una criterialità, appunto di un'antropologia completa, come ci dice il Vaticano II, ecco, molto probabilmente entri in una logica che non va oltre la dimensione del superare la siepe, che è superare la dimensione terrigena. E quindi è necessario che l'umanità si ponga in una dimensione pensosa e si fidi e si affidi della proposta evangelica e conceda e dia a Cristo, eccoci, la sua chiave. È vero che l'uomo gli dice cose, tu mi chiedi tu non hai neppure gli strumenti, eccoci, per entrare nel mio cuore, no? È proprio, diciamo, la superbia dell'umanità che dice io sono autosufficiente e cosa può darmi la fede? Ecco, e quindi il Signore Gesù pian piano attraverso appunto la scuola della Quaresima, della parola di Dio presente in questo cammino, ecco, ci offre l'opportunità di entrare in noi stessi e dire ho bisogno di una relazionalità, io realtà penultima con la realtà ultima, non tanto in una dimensione meramente, diciamo, devozionale, perché appunto il concilio nella Costituzione che riguarda la liturgia ci dice passiamo da un devozionismo invece a una spiritualità liturgica, cioè dell'accompagnamento della santificazione del tempo realizzata da Cristo Gesù in prospettiva per la elevazione della vita dell'umanità e della persona umana. Quindi per me l'icona che ci può accompagnare in modo spirituale è proprio lì, è Cristo lì sul pozzo, il pozzo che è diciamo la Chiesa, chiede all'umanità dammi da bere, cioè dammi la tua chiave, e poi risponde se tu sapessi, conoscessi profondamente la dimensione di ciò che è racchiuso nella proposta cristiana, saresti tu a chiedermi l'acqua viva. Ecco la grande proposta, la riflessione che avviene nel silenzio interiore ma anche nella pensosità. Ma cosa sto facendo? Per quale ragione io vengo ad attingere ogni giorno una dimensione terrigena senza un criterio di alterità? Ecco, che cosa porto a casa nella mia formazione? Sì, dal punto di vista epidermico, quello che conta è il successo, sono le relazioni qualificanti che ho, ma in definitiva che cosa porto? Non porto la fraternità. Ecco il discorso della guerra, il discorso di una vita
al di fuori della realtà pensosa, è proprio lo scadere dell'umanità in una conflittualità che non porta un progresso, ma porta semplicemente dolore e morte, come ogni guerra, sia quella guerreggiata che quella interiore senza una prospettiva di luce, porta distruzione. Quindi la Quaresima viene proprio ad offrirci l'opportunità di accedere a questo pozzo dove c'è Cristo e di metterci in gioco fidandoci e affidandoci alla sua proposta di fede. Don Ettore, grazie, ci vediamo fra 7 giorni come sempre. Gloria, gloria.